Centro storico e riqualificazione, si va avanti tra sgomberi, vertice della protezione civile per trovare soluzioni e rimedi per il rischio crolli, vera e propria spada di Damocle e progetti mirati a far tornare questo scrigno di cultura e bellezze il fulcro della città come un tempo. E la splendida cattedrale di San Gerlando è interessata costantemente da interventi di monitoraggio nell'attesa di essere restituita agli agrigentini e a tutti i suoi estimatori. Adesso l'invito da parte dei responsabili della protezione civile di far spostare tutti i beni storici e artistico-monumentali presenti nella navata nord della prestigiosa cattedrale al più presto. Un invito seguito anche dalla precisazione che una possibile frana del costone su cui sorge la chiesa non è ovviamente prevedibile, ma nemmeno si può escludere, perché si tratta di fenomeni che hanno una veloce evoluzione. Nel frattempo, come è noto, grazie al progetto di riqualificazione urbana promosso dall'amministrazione Zambuto, denominato Terra Vecchia e definito dallo stesso sindaco Marco Zambuto, primo e vero profondo intervento di recupero e riqualificazione dopo la frana del 66, ben 10 milioni di euro sono stati finanziati per dare un nuovo volto al centro storico, dopo lo spreco e la perdita in passato di ben 40 miliardi del vecchio conio. Una vera manna del cielo, cui si aggiunge adesso 1 milione di euro utili per 4 progetti di riqualificazione di edilizia privata per il centro storico di Agrigento, così come evidenzia in una nota il distretto turistico Valle dei Templi. Almeno 4 progetti per un valore di 1 milione di euro, sottolinea Gaetano Pendolino. Nei prossimi giorni dovrebbero essere avviati e riguarderanno alcune unità abitative del centro storico di Agrigento. Decine di altri progetti sono all'esame dell'assessorato in attesa di completamento dell'iter amministrativo presso l'istituto bancario. Siamo soddisfatti di questo primo positivo segnale che il distretto turistico Valle dei Templi, conclude, è riuscito a dare al territorio, a dimostrazione che il sistema territoriale, se funziona, può trasformarsi in concrete opportunità per l'intera collettività.